bimbi, come state? E allora eccoci qui anche oggi per festeggiare tutti i bambini che sono nati nel mese di aprile. Già, perché noi sappiamo che per fare festa basta solamente un po' di fantasia e tutto si colora intorno a noi. E allora nel video di oggi farò gli auguri a tutti i bimbi che sono nati nel mese di aprile e anche, collegandoci con la stanza delle letterine, saluterò tanti bimbi che mi hanno chiesto di essere salutati. Ma prima, stavolta, pensavo di cantare con voi una bella canzoncina. Già, una di quelle che non cantiamo da tanto tempo, perché sapete una cosa? Un po' mi mancano le nostre canzoncine iniziali, quelle dedicate ai più piccoli di voi. E quindi oggi canteremo insieme la canzoncina della streghetta. Se un bel giorno camminando quando passi per di là, ad un tratto senti un suono che fa è una piccola streghetta e sapete cosa fa? Lei prepara gli incantesimi per farti spaventar. C'è una streghetta che ti fa un dispetto, un ragno dentro al letto ti mette per dormire. C'è una streghetta che sta sempre sola perché non è mai buona e non sa gioire. La streghetta piano piano, lo sapete cosa fa? Lei capisce che in fondo la felicità non è dietro i dispettucci o gli scherzetti che uno fa, ma soltanto nell'amore che un amico ti dà. E la streghetta ha aperto il suo giardino ad ogni bambino che vorrà giocare. E la streghetta non è più da sola, è diventata buona ed ora sa gioire. Bravissimi bimbi! E questa era la canzoncina di una favola che si chiama La streghetta ed è una delle favole che trovate nei video più vecchi di questo canale, del canale Le Favole di Fede. L'avete già ascoltata la favola della streghetta? È una storia davvero molto interessante. E adesso però il momento più importante di tutti, dobbiamo collegarci con la stanza delle letterine. Ciao bimbi, come state? Io molto bene, oggi me ne sto comoda sul divano di casa, però non mi dimentico mica di voi e infatti è arrivato il momento più importante di tutti, quello cioè in cui bisogna fare gli auguri a tutti i bambini che sono nati nel mese di aprile. E quindi tanti auguri ad Azzurra e Riccardo, i più piccini di questo mese che hanno compiuto 3 anni. Auguri! Tanti auguri poi per i loro 5 anni a Bianca e Gabriele, a Vincenzo, a Vittoria e a Leon. Tantissimi auguri per i loro 6 anni a Gioele, a Martina e a Lia. Auguri! E poi auguri per i 7 anni ad Anna, a Claudia, a Federico, a Viola, a Serena e ad Elisabetta. Tantissimi auguri a Lorenzo dalla Francia che ha compiuto 8 anni nel mese di aprile. E tanti auguri a Giorgia, anche lei dalla Francia, da Parigi, che invece nel mese di aprile ha compiuto 9 anni e hanno compiuto 9 anni anche Lorenzo e Simone. Tantissimi auguri. Tanti auguri anche a Pina che mi ha scritto ma non mi ha scritto quanti anni ha compiuto nel mese di aprile. Tanti auguri però anche a te. E allora questi sono i bimbi che nel mese di aprile hanno compiuto gli anni, quindi tanti auguri a tutti voi. In questo video oggi però vorrei anche fare dei saluti, vorrei salutare dei bambini che non hanno fatto il compleanno ma comunque hanno fatto tanta ginnastica. E quindi un gran saluto a Mirko che poi era nato a febbraio però aveva scoperto dopo, mi sembra, questi video di auguri, vero Mirko? Quindi intanto ti salutiamo qui. Tanti auguri a Diego di 4 anni che ama i cavalieri medievali e quindi la ginnastica di Sospirium. E mi hanno detto, Diego, che tu fai ginnastica tutti i giorni, bravissimo! E poi un grande saluto a Lucia e a Gioele.
Un saluto a Gloria e Gabriele che mi hanno mandato dei bellissimi audio. Un saluto a Laura e a Francesca. Un abbraccio grande anche a Elena Sofia e a Giulia Leone. E poi vorrei salutare Ginevra, vorrei salutare Francesco e Austeia. Vorrei salutare Cristina di 5 anni che mi ha scritto una letterina stupenda e mi ha mandato anche un bellissimo disegno, ma la cosa più bella è stato quello che lei ha scritto nella letterina. Ha scritto "Sono della tua squadra". È bellissimo, Cristina, perché infatti mi piace proprio pensare che siamo tutti quanti una grande squadra. E così io vi saluto, ancora tanti auguri a tutti i bimbi che sono nati ad aprile e noi ci vediamo presto per divertirci ancora insieme. Ciao bimbi!